Grazie. Ma scusa, ma ci sarà un modo per recuperare il rapporto? Ma per carità del Signore, io non voglio più vederla quella lì. Gira! Mano sinistra, rosso. Oh, difficile è questa. Anzi, sai cosa ti dico? Che adesso mi metto subito a cercare casa, vedo se c'è un annuncio. Gira! Comunque è anche un po' colpa nostra se lei ha litigato con Costanza. Piede adesso sul verde. E poi, oltre ad aiutare lei, risolveremo molti dei nostri problemi. Sì, ma Fra, guarda, se ho capito dove vuoi arrivare, ti ricordo che la stessa cosa l'abbiamo fatta con te e guarda com'è finita. Ma che ha detto che dobbiamo farlo di nascosto? Sto a posto, non mi sono fatto niente. Potremmo chiederlo ufficialmente a Ivan, tanto la casa è grande, un inquilino in più, ci sta. Sì, e non vuoi nemmeno chiederlo a Mala? Mala, con quel cazzo di lavoro nuovo non si fa mai vivo. Vabbè ragazzi, non vi preoccupate, che risolvo da sola. No, Gloria, non è giusto. Quando ne avevamo bisogno tu ci hai aiutato, adesso tocca a noi. Sì, ma Fra, ma chiedere a Ivan. Beh, ma se volete lo chiamo io. Signori, mi sembra che ci siamo tutti. Possiamo cominciare. Scusate, ma non manca il signor Scarpa? Il signor Scarpa ha venduto a me più o meno 3 ore fa la sua ultima seconda casa. Perciò... Perciò siamo tutti. Dichiaro quindi aperta l'assemblea. Rifacendosi all'ordine del giorno, al punto 1 abbiamo... Ma visto che ci conosciamo tutti, perché continuiamo ad indossare le maschere? Ovviamente questo ci permetterebbe di essere regolari col pagamento dell'affitto. Cioè, è un win-win, una soluzione che conviene a entrambi. E poi la Gloria, ti assicuro che è una bravissima ragazza. Ah, il fratellone, si fa. Allora ragazzi, si può fare, c'è solo da superare una sfida. Ma come una sfida? Allora, se vinciamo, Gloria può rimanere. Se perdiamo, ve ne andate. Ah no, scusa, se perdiamo, ce ne andiamo. Ma come ce ne andiamo? Ma cosa c'entro io? Ragazzi, non ce la faremo mai, è impossibile. Ma perché, scusa, guarda che palla è forte. Sì, vabbè, forte. Ma come, non hai vinto anche dei tornei? Ma sì, un paio, ancora un po' di tempo fa, in patronato dei Frari, è che sono un filo arrugginito. Non avete capito, Ivan è campione europeo di Shanghai e lo è stato nel 97 e nel 99. Ragazzi, non vi riconosco più. È in questi momenti che servirebbe qualcuno di forte, coraggioso e deciso come Mala. Chicos, questa cosa è una follia. Non posso chiedervi di rischiare così tanto per me. Lo faccio.
Uffa. Dai, Massi, facciamo la rivincita. Sei bravo, Marco. Molto bravo. Credo che tu sia pronto per imparare il segreto del paguro di paglia. Il paguro di paglia, che cos'è? È una mossa fondamentale nello Shanghai. Per eseguirla non serve allenamento, non serve abilità. Bastano le motivazioni. Sai cosa sono le motivazioni? Sono cose che partono da qui, dal tuo cuore. Sarà la necessità di compiere un grande gesto che ti porterà alla conclusione della mossa. E la benzina di tutto questo è la disperazione. Allora esiste davvero Che cosa esiste? la mossa del paguro di paglia. Del paguro di che? È una delle mosse più antiche dello Shanghai. Nessuno al mondo è in grado di farla. Pensavo fosse una leggenda. Quindi stiamo vincendo? Siamo pari. Chi prende la spirale ha vinto. I got a feeling it's gonna make me. Cazzo, quanto vorrei che ci fosse Mala qui. Dai, se solo sapessimo dove lavora. Veramente io lo saprei. Excuse me, where is Piazza San Marco? Can you tell me where is Piazza San Marco? Ma dai! Questa è l'attività di sales manager che ci dicevi. I primi tempi sei duri per tutti. E dai, ma sì, gliel'ho detto, però è per una giusta causa, o no? Infatti la grossa novità è che la Gloria è la nostra nuova coinquilina! Come? Ma questo vuol dire che abbiamo spese e affitto divisi in 5. E Ivan sa tutto ed è d'accordo. Bene, basta, non hai altro da dire? Vabbè, io comunque so di lavorare. Ancora qua, se dai, fuori dai coglioni. Pala, sta attento. Ma che cazzo ti fa? Oh, Goldon!
che gli altri sono più forti, è che a parole sono tutti più forti, e se gli altri sono più forti, e se gli altri sono più forti, è che gli altri sono più forti, è che a parole sono tutti più forti, e se gli altri sono più forti, insieme si resiste, divisi cadiamo. Ruga ciuffa, stiamo in ruga ciuffa, ruga ciuffa, andiamo in ruga ciuffa, ruga ciuffa, stiamo in ruga ciuffa, ruga ciuffa, sempre ruga ciuffa, ruga ciuffa, andiamo in ruga ciuffa, ruga ciuffa, stiamo in ruga ciuffa, ruga ciuffa, sempre ruga ciuffa, Castello Indipendente, ruga ciuffa capitale.